parlato, la sua è stata un'impresa sicuramente non facile, no? Ricostruire dalle macerie di quello che c'era. Come sta andando adesso? Ma io credo che stia andando bene e mi lego non solo all'azione politica che stiamo facendo, ma ai risultati elettorali che abbiamo già raggiunto, perché ci sono state 3 competizioni elettorali da quando abbiamo fatto il nostro congresso, a cavallo del congresso, che sono state le regionali del Friuli Venezia Giulia, del Trentino e domenica scorsa, qualche giorno fa, della Basilicata. Tra l'altro le elezioni regionali denotano anche il radicamento sul territorio. Bene, noi siamo passati, intanto abbiamo fatto una scelta di campo che è quella congressuale, cioè l'Italia dei Valori vuol lavorare alla costruzione di un nuovo centrosinistra che sia diverso alle larghe intese che non condividiamo e alternativo al centrodestra. Quindi questa intanto è la collocazione nuova dell'Italia dei Valori e in quest'ottica abbiamo affrontato queste regionali. Bene, noi siamo stati determinanti in Friuli Venezia Giulia per l'elezione di Deborah Serracchiani, dove abbiamo preso l'1%, era il primo passetto. A Trento alle regionali qualche settimana dopo abbiamo preso l'1,65 anche in coalizione col centrosinistra e in Basilicata qualche giorno fa Italia dei Valori col nuovo simbolo, la prima uscita del nuovo simbolo, ha preso il 3,45%, quindi 3,5% a dimostrazione che il progetto c'è e va avanti. È una ricostruzione che passa dagli uomini ma passa anche dalle idee che stiamo portando avanti. Noi per esempio in Basilicata abbiamo ripulito tutte le liste, fatto liste completamente nuove, nessun uscente ricandidato, ma soltanto persone, professionisti, mondo del volontariato, persone normali che hanno deciso di cimentarsi in politica per dare una mano. Anche lì ha vinto il centrosinistra, quindi quantomeno nei 3 posti dove abbiamo partecipato ha vinto il centrosinistra, quindi portiamo bene al centrosinistra che invece a livello nazionale senza di noi non ce l'ha fatta a vincere, ma ha fatto una semivittoria che ha portato a questo pessimo governo delle larghe intese.